Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Oggi sciopero nazionale dei tassisti, anche a Udine si sono fermati per un'ora e mezza per protestare contro il disegno di legge concorrenza che rischia di minare la sopravvivenza della categoria. 40 i mezzi fermi, garantiti i servizi per i disabili. Oggi i taxi scendono in piazza, anzi si fermano per protestare contro l'articolo 8 del DDL concorrenza. Che cos'è questo articolo 8? Cosa prevede? Allora, l'articolo 8 di per sé è abbastanza lungo e complicato da spiegare attualmente a microfoni. Comunque sono due i punti cardine del coso. La liberalizzazione delle licenze, che entrando in merito alla liberalizzazione è la facilitazione di acquisire una licenza, non più essendo vincolati dagli enti locali che tutelavano in loco proprio le licenze e le tariffe. Quindi delegando un ente nazionale ci sarà più facilità a multinazionali come Uber a entrare a pie pari in un mercato che attualmente è fermo. Questo è il primo punto. E il secondo punto? L'altro punto, sempre inerente agli enti locali, per le deleghe che hanno sulle tariffe, sulla numerazione dei taxi, questo vuole sempre essere tolto agli enti, come dicevo, all'ente locale, questo attualmente al comune, per portarlo a uno Stato centrale che non ha il polso della situazione locale, quindi potrebbe liberalizzare, dare in mano a un numero ipotetico di licenze che non è richiesto dal mercato attuale qui, magari come a Udine. Quindi il rischio è una concorrenza smisurata in un mercato già saturo. Allora, l'idea di per sé di una concorrenza non è sbagliata, per dare al cittadino la possibilità di scegliere, però nello stesso tempo bisogna anche valutare se c'è la necessità di questa concorrenza. Quindi se l'ente locale, come adesso attualmente, valuta che non c'è necessità, tiene calmierato le licenze. Invece se non c'è l'ente locale, come vi dicevo prima, e c'è un ente nazionale, la possibilità che entri nel mercato sovranumerazione di licenze è palese, cioè è fattibile. In più ci sarebbe un crollo del valore della licenza. Quindi per noi sarebbe veramente un dramma. Buongiorno. La categoria di tassisti ha pagato particolarmente questo anno e mezzo, cambiando continuamente regole per continuare a stare al servizio dei cittadini, anche con esborsi importanti. Abbiamo pagato uno scotto considerevole, sì, in termini di mancanza di lavoro e in altri termini di allestimenti particolari delle vetture per tenerci un po' al riparo dai rischi che tutti conosciamo. Infatti giustamente ricordato la mancanza di lavoro, perché chiaramente tra lockdown e mancanza di spostamenti, di persone che si spostano, i taxi sono stati fermi a lungo. Esattamente, la beffa è stata che avevamo la possibilità di lavorare, però tutta la gente era chiusa in casa, quindi non è stato raro iniziare la giornata con zero e finirla con zero di incasso. Ci sono stati dei casi magari di gente che ha abbandonato questo lavoro perché non trovava più abbastanza clienti per andare avanti. Un paio di colleghi hanno lasciato, sì. E dal governo non sono arrivate rassicurazioni, anzi in questo caso è arrivata un'altra pugnalata, potremmo dire. Dal governo sono arrivati dei contributi minimi di carattere occasionale, una tantum, però non sufficienti a far fronte a questa emergenza, sicuramente non sufficienti. La categoria è abbastanza in ginocchio attualmente. E lo sciopero oggi è totale a Udine? Lo sciopero è totale, coinvolge tutti i 40 gli autisti degli autoveicoli da piazza e sì, noi abbiamo un fermo di un'ora perché così ci è stato imposto dal nostro sindacato di categoria. Le novità limitative introdotte dalla finanziaria pesano sulla Superbonus e la sua proroga, Superbonus che ha dato impulso all'edilizia e ha visto coinvolte migliaia di friulani nella ristrutturazione della propria abitazione. Il Movimento 5 Stelle, principale fautore dell'agevolazione, è pronto a dare battaglia per eliminare alcuni paletti. Allora ne abbiamo parlato con il deputato pentastellato Luca Sutt.
Onorevole Sut, c'è grande fermento attorno al Superbonus anche per le novità che sono state apportate dalla manovra che stanno preoccupando non poco i cittadini. Voi del Movimento 5 Stelle avete sempre puntato su questo strumento. A suo parere, che cosa potrà cambiare a questo punto? Siamo al lavoro per definire alcuni aspetti importanti inerenti alla proroga del Superbonus. L'abbiamo detto fin dal primo momento, la volontà politica del Movimento 5 Stelle è ferma nell'eliminare dal testo della manovra il limite ISEE dei 25.000 euro per le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti. Così come vogliamo depennare la condizione che è stata introdotta e che riguarda la presentazione della CILA entro il 30 settembre 2021 per proseguire i lavori fino al 31 dicembre 2022. Queste novità inserite nel testo governativo non ci piacciono perché penalizzano i proprietari di abitazioni unifamiliari che magari superano anche di poco la soglia dei 25.000 euro. Essere proprietari di una prima casa, spesso in piccole città o in provincia, non rende questi cittadini dei ricchi possidenti, come invece la norma sembra implicitamente affermare. Altro tema è quello del decreto antifrodi. Sia chiaro, ben vengano i controlli contro i furbetti, ma non siano di ostacolo alla fruizione dei bonus, che stanno facendo risparmiare famiglie e ripartire l'economia. Dobbiamo remare tutti quanti in direzione del potenziamento della misura e non della sua limitazione. Sappiamo che i bonus edilizi hanno un costo, ma il governo non può ragionare soltanto in termini contabilistici, andando in direzione opposta agli interessi di tutti, dal cittadino che ha già preso impegni con gli studi tecnici, al mondo dell'edilizia che grazie al 110% sta vivendo una fase espansiva che da tempo aspettava, nonostante l'aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali sul mercato. Il concetto chiave dovrebbe essere che le coperture vanno assolutamente trovate, senza dimenticare che il Superbonus, prima di essere una spesa, è anche un investimento per l'economia, l'ambiente, il risparmio energetico e la sicurezza antisismica del nostro Paese. E ci aiuta non poco a raggiungere gli obiettivi europei sulle emissioni inquinanti, che interessano per una quota non indifferente gli edifici residenziali. Il Superbonus funziona su vari piani di interesse collettivo e tarpargli le ali proprio adesso sarebbe un controsenso da combattere. Per quanto riguarda invece i numeri che riguardano il Superbonus in Friuli Venezia Giulia, qual è la situazione attuale? I dati che ci arrivano mensilmente dall'Enea confermano il forte interesse dei cittadini verso questa opportunità. In Friuli Venezia Giulia al 31 ottobre si registravano 1402 asseverazioni, per la maggior parte edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti, per un totale di investimenti ammessi a detrazioni pari a circa 192 milioni di euro e un totale regionale di detrazioni previste a fine lavori di 211 milioni. Siamo quindi pronti a dare battaglia in sede di legge di bilancio per offrire a tutti la possibilità di usufruire dei bonus, senza paletti iniqui che danneggiano non solo il singolo contribuente, ma la società intera. Niente piazze piene per Telethon che si correrà in maniera virtuale anche quest'anno, così come accadde nel 2020, questo per evitare il diffondersi del Covid-19. Lo scorso anno furono raccolti oltre 100.000 euro devoluti interamente a Fondazione Telethon. Decker, ci avete provato fino all'ultimo, ma si torna a quella piazza digitale con le applicazioni che avete già sperimentato l'anno scorso, migliorandole? Assolutamente, avevamo provato, ci credevamo, volevamo ritornare quest'anno a vivere dal vivo la nostra manifestazione, ma purtroppo ci siamo dovuti rassegnare. È chiaro che è una festa che nella socialità trova il suo motore e doverla fare in modo virtuale è certamente un grande limite, stiamo mettendocela tutta. L'anno scorso devo dire che abbiamo avuto dei risultati che sono andati al di là delle migliori aspettative, perché comunque abbiamo raccolto più di 100.000 euro donati a Fondazione Telethon, cosa che diciamo con una manifestazione virtuale è stato un risultato particolarmente soddisfacente. Quest'anno abbiamo comunque cercato di fare di necessità virtù e quindi comunque la manifestazione
avrebbe in ogni caso mantenuto, e in questo momento è la soluzione, diciamo, il meccanismo della partecipazione virtuale. Abbiamo messo a punto meglio gli strumenti e quindi diciamo che, se vogliamo, il futuro comunque vedrà auspicabilmente rivedere la manifestazione dal vivo, ma mantenere anche questa partecipazione virtuale, in modo da rendere meno legata al territorio una manifestazione che ha come finalità quello di raccogliere del denaro per la ricerca. Abbiamo visto dei numeri in questa presentazione, dei numeri impressionanti da parte di Telethon Udine. Dal 2015 ad oggi 1.300.000 euro donati alla Fondazione Telethon. Assolutamente sì, è un'organizzazione dove tutti i costi per l'organizzare questa iniziativa vengono sostenuti da degli sponsor, da dei sostenitori, dove tutti lavorano donando il proprio tempo, quindi senza costi, e quindi tutto quello che si raccoglie va a Fondazione Telethon. Abbiamo, in effetti, posso dire, raccolto dei risultati importanti. La Fondazione ci sta veramente supportando e sta apprezzando il nostro lavoro, al punto che stiamo cercando di rendere questa manifestazione una manifestazione non solo di Udine, dove comunque deve rimanere l'origine, è qui e questa deve rimanere, però stiamo cercando assieme a loro di replicare e di allargare un po' gli orizzonti, proprio perché è una formula che unisce lo sport, il benessere dei partecipanti con la solidarietà, e questo è importante. L'appuntamento di piazza è solo rimandato, si aspetta l'anno prossimo? Assolutamente sì, l'anno prossimo siamo sicuri che saremo tutti a correre in piazza. Sindaco, quella di Telethon di spostarsi dalle piazze in una piazza digitale, però continuare a correre, è una scelta responsabile visto il momento che stiamo vivendo? Eh sì, perché purtroppo la pandemia va avanti, i numeri aumentano e il problema è proprio che certe manifestazioni non si possono realizzare, perché è un modo per tutelarsi, per bloccare, insomma, questa espansione del Covid. In ogni caso questo è un appuntamento importante, si farà in forma virtuale. Io spero che il prossimo anno di poterla realizzare, perché è una cosa importante per la città. C'è una partecipazione veramente numerosa di tantissime persone e soprattutto anche l'aspetto economico è molto, anche questo, significativo, perché è un aiuto concreto ai ricercatori per sconfiggere queste malattie rare. Assessore, lei qui oggi è sì come rappresentante delle istituzioni, ma anche come parte del popolo di Telethon, che ha corso tante volte, correrà anche questa volta, anche se in maniera digitale. Sì, mi sto organizzando per creare una squadretta in modo tale da dare il nostro apporto per questa che è una grande sfida per la ricerca e che è una grande occasione, un palcoscenico per gli amanti dello sport. Udine si conferma sempre una fucina importante di idee. La presidenza di Telethon quest'anno ha previsto ancora di più di rinforzare lo strumento della corsa a distanza e virtuale. Noi crediamo che sia importante perché non potevamo arrenderci, non potevamo dire che Telethon quest'anno non si sarebbe corsa, ma anzi le sfide le vinciamo, come nella ricerca, nello sport. Quindi il traguardo della solidarietà verrà tagliato anche quest'anno, seppur simbolicamente non siamo tutti insieme, ma siamo sparpagliati in tutto il territorio della regione e anche oltre. Noi tra poco torniamo con la seconda parte di A Voi la Linea, vi porteremo in Austria, dove da lunedì è scattato il lockdown, e parleremo anche di un progetto dedicato all'atletica leggera congiunto tra Danieli e Liberta Sudine. Tra poco. Mentre la zona bianca ha le ore contate in Friuli Venezia Giulia, dove anzi è necessario adottare strategie per evitare di finire a dicembre in zona arancione, in Austria da lunedì è scattato il lockdown, e con Paola Trepo e Fabio Di Bernardo siamo andati a vedere allora qual è la situazione. Sì, eccoci, siamo nel centro di Villach, la via tradizionale dei mercatini di Natale. Siamo in
lockdown come disposto dal governo austriaco. Adesso raggiungiamo, per capire come sta vivendo la comunità a questo particolare momento, Claudia Boinenburg, che è consigliere comunale di Villacco, ma è anche la proprietaria, la titolare di un albergo, e ci spiegherà quali sono i divieti e quali sono invece le cose che si possono fare qui in centro a Villacco. Vedete, c'è anche diciamo la popolazione in strada, quindi non è un lockdown come è stato il nostro primo lockdown, quindi con il divieto assoluto di uscire di casa. Ci sono anche tantissime persone senza la mascherina. Eccoci, Claudia, qual è la situazione, quali sono i divieti, che cosa si può e cosa non si può fare e come state vivendo questo momento? Grazie, è un po' caotico, insomma, si può dire, perché le scuole sono aperte, anche l'asilo è aperto e la gente può fare delle passeggiate per la salute e si possono muoversi, no? Vietato è che la gastronomia deve avere chiusa e gli alberghi devono avere chiusi, però possono anche avere aperto per persone del business. Come vedete i mercatini sono chiusi, però c'è un negozio dove si può portare via, lì sono i dolci, lui può avere aperto per portare via. Ecco, c'è anche un punto dove si può fare il tampone, dove si può fare il vaccino proprio lungo questo centro principale di Villacco. Sì, i tamponi si fa direttamente lì, è un open air test e le vaccine si fa proprio nel magistrato della città e noi abbiamo alla settimana più di 4.000 persone che vengono per fare un vaccino. Ecco, va detto che noi in ingresso in territorio austriaco questa mattina siamo stati controllati da un militare, c'è anche la polizia austriaca al confine, è stato controllato il Green Pass, in uscita invece ci dicono che i controlli alla frontiera sono invece più rari per chi esce dall'Austria ed entra in Italia. E come vivete invece diciamo questa situazione? Come una situazione di difficoltà naturalmente, ma tutto sommato non troppo costrittiva? Tutto era una sorpresa perché ci hanno detto venerdì che dobbiamo chiudere lunedì. Allora di queste cose adesso non sappiamo bene perché la legge non è ancora pronta, no? Solo che da noi sappiamo che tanti vanno a fare le spese a Tarvisio e vanno lì per bere un caffè e per mangiare la pizza. Parliamo di un progetto congiunto tra Danieli e Libertas Udine che ha l'obiettivo di creare una cultura sportiva fin da bambini e di portare l'atletica leggera nelle scuole formando gli insegnanti. L'importanza del progetto L'Atletica va a scuola è duplice: da un lato formare gli insegnanti con strumenti sempre nuovi, dall'altro creare un'educazione sportiva per gli bambini fin da piccoli. Sì, come referente del gruppo sportivo Danieli ci siamo concentrati, dopo la richiesta della presidenza della Danieli, a questa idea, no, di progetto, dopo i grandi avvenimenti estivi e grandi risultati estivi che abbiamo ottenuto come l'atletica italiana, di ideare un progetto proprio sia per gli insegnanti, per magari un aggiornamento di formazione, e sia per quanto riguarda dare un'offerta in più, okay, ai ragazzini, bambini dell'elementare e della primaria. Sicuramente il progetto sarà interessante, sarà strutturato, come poi spiegheranno il professor Rosniak e il presidente Savorgnan. Da parte nostra era il concentrarsi a dare un'opportunità proprio ai ragazzi di tutto il territorio provinciale. La presidenza della Danieli è stata molto contenta a riguardo, io come referente del gruppo sportivo abbiamo fatto proprio da ponte tra l'Atletica Malignana Libertas Udine e la Danieli EC e siamo qui finalmente a vedere la partenza di questo bellissimo progetto che dopo 3-4 mesi di progettazione siamo riusciti finalmente ad attuarlo. Questo era lo scopo che ci fece innamorare di questa idea, che sorse ben prima dei successi estivi dell'atletica, perché diciamo con il presidente, l'ingegnere Benedetti, abbiamo cominciato a ragionare su questo progetto agli inizi di quest'anno, consapevoli che l'atletica forma l'individuo, forma la persona
cercando di coniugare l'impegno ma anche la soddisfazione per i risultati. Parlo di questo perché anch'io in tenera età sono stata atleta, ho fatto atletica e quindi ho vissuto anche sulla mia pelle questa bellissima esperienza e credo che sia assolutamente replicabile per i nostri giovani. Questa è un'ulteriore eccellenza del polo didattico della Danieli. Sì, infatti vogliamo partire da qui, da questa nuova scuola, appunto per lanciare questo messaggio e anche questa sfida, non solo per i giovani, i ragazzi che vi parteciperanno, ma anche per i docenti, perché riteniamo che questo sia un bel progetto e ci aspettiamo da questo una ampia partecipazione. Abbiamo visto che fino ad oggi tante sono state le scuole e le classi che hanno aderito, ora rientriamo nella realizzazione dello stesso e ci aspettiamo da questo un riscontro, un feedback se questo va bene, altrimenti nei prossimi anni la nostra intenzione è quella di revisionare in relazione all'esperienza positiva o meno che avremo vissuto. Presidente, questa attività nasce da una grande estate sportiva per l'atletica, una grande estate sportiva italiana con grandissimi successi e magari proprio sull'onda di questi successi per un nuovo insegnamento dell'atletica. Certamente questi successi che abbiamo colto con le Olimpiadi ha aiutato, però il progetto era partito prima a livello locale, quindi diciamo adesso noi cavalchiamo l'onda se vogliamo dire, però ecco avevamo preso l'abbrivio già prima. Però questo può essere sicuramente un rinnovato interesse da parte dei più giovani che hanno visto le imprese sportive in televisione e magari vogliono replicarle. Sicuramente noi abbiamo e stiamo ancora registrando un boom di iscrizioni nella nostra società ma anche nelle consorelle e credo proprio che sia il frutto di questa onda che si è creata a seguito delle Olimpiadi, del fatto che l'Italia ha colto le medaglie d'oro che conosciamo, soprattutto nell'atletica. Ecco. È sempre più importante un'educazione sportiva fin da bambini, fin da più piccoli per una vita sana. È fondamentale, guardi, perché infatti questo progetto che noi proprio stasera iniziamo con realizzare e parte da questa convinzione che la promozione dello sport da bambini nella scuola ma anche fuori dalla scuola sia fondamentale nell'educazione. Questo per conoscere se stessi, per capire le proprie forze, le proprie capacità, per misurarsi con gli altri, per abituarsi alla disciplina, alla regola, allo sforzo. Quindi è diciamo un elemento, un fattore fondamentale nell'educazione dei giovani. Il progetto nasce con questa premessa. E noi facciamo dei 4 step che sono: uno, il corso per i docenti interessati che hanno aderito al progetto, è un corso di formazione della durata di 6 ore, che è una parte teorica e poi la parte pratica, dove le maestre vestono la struttura, cioè si trasformano in bambini. Noi facciamo lezione con loro, per cui c'è anche una parte di divertimento da parte loro, tornano in qualche modo bambine. Successivamente facciamo un altro intervento, questo nel periodo di ottobre-novembre come stiamo facendo adesso. Nel periodo di gennaio, febbraio, marzo, aprile facciamo tirocinio guidato, cioè noi affianchiamo un docente di scienze motorie alla maestra e con lei lavorano per 3-4 lezioni su progetti che decidono loro nell'ambito della propria classe. A seguito di questo, nel periodo di maggio-giugno, facciamo la festa dello sport, che non è altro che una verifica del percorso che hanno fatto le maestre. Siccome lo gestiamo in prima persona noi, andiamo e valutiamo tutto il lavoro che queste hanno fatto. Ultima step di questo progetto è il corso residenziale che faremo a Lignano presso la Getur, adesso Bella Italia,
e questo si farà con le maestre 2 giorni, quindi al di fuori dell'ambito scolastico, in cui le maestre diventano protagoniste di tematiche sempre proposte da loro, ma con la nostra direzione, per cui la risoluzione di problemi, le tematiche più diverse, come si può lavorare quando uno non ha niente, attrezzi di fortuna, tutte cose che stimolate dalle maestre noi poi realizziamo. Era l'ultimo servizio per questa edizione di A Voi la Linea, che torna domani, come sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.